Amici bellini, si stanno definendo un po' di cessioni, ho detto cessioni con la I, e dopodiché si sta parlando insistentemente di Neres, e allora è un discorso che dobbiamo affrontare. Ritorniamo al discorso della qualità. Cominciamo! Allora, amici bellini, pur si muove, qualcosa si sta smuovendo con Cajuste che esce, ne dobbiamo parlare bene. Prima diamo il benvenuto ad Antonio, a tutti i nuovi iscritti sul canale, a quelli che lasciano un like preventivo sempre, e voglio ringraziare lo sponsor di questo video che è Fantamaster. Ci stiamo avvicinando al fantacalcio anche con gli amici abbonati, siamo pronti per fare il fantacalcio. E quale tool migliore di Fantamaster per organizzare tutte le vostre cose? Potete fare l'asta, potete fare... E soprattutto, ci tengo, hanno sviluppato algoritmi dove voi potete far vedere, potete controllare anche le mappe di calore, cioè stanno andando veramente in profondità, come vedete da tutte queste schermate. Insomma, potete gestire tutte le fasi dell'asta, potete avere accesso a tantissime statistiche avanzate sui calciatori, incluse quelle passate degli anni scorsi e incluse le hit maps, shot map e assist maps. Potete confrontare facilmente due calciatori, le statistiche e l'algoritmo di ultima generazione che, conoscendo la tua rosa, cioè se avete dei dubbi, vi fa pure la formazione, i bonus, i malus, consiglia tutto ad un prezzo che è più basso di tutti gli altri tool di alto livello sul mercato, ossia 9,99 con il codice FMFriends, e potete utilizzare quindi questo codice coupon anche per il bundle Master Pack più tool. Trovate il link in descrizione, cliccate, controllate, scaricate e noi andiamo a vedere Neres. Sapete perché? Con un abrabam tattico, perché Fantamaster già ne sta parlando e quindi diventa interessante, vuol dire che la cosa si sta diventando Neres, Politano e Gong, gerarchie e chi sarà il titolare. Insomma, lo metto qua il ragazzo, perché se c'è una cosa che stiamo dicendo in questi mesi di mercato, dopo aver visto le amichevoli, è proprio che la paura di non avere qualità, e questo giocatore qua rappresenta a tutti gli effetti la qualità, cioè dribbling, cioè assist, cioè lo spunto. È proprio uno di quei giocatori tutto mancino che lo puoi mettere spostato sulla destra, gioca anche a sinistra. Insomma, è chiaro, dubbi si possono avere sulla continuità, c'è stato qualche infortunio di troppo, questo senza dubbio, però evidentemente Conte si è reso conto che là davanti serve qualcosina in più, qualche spunto in più, e se c'hai Kvara da una parte e Neres dall'altra, comincia a diventare interessante la batteria dei trequartisti. Brasiliano, vogliamo andare a vedere proprio nello specifico. Io ho proprio scritto ai numeri giusti, perché il ragazzo ama il 7 come numero di maglia, ha utilizzato anche quando era giovane la 77 e il 14, numeri a cui io sono molto affezionato. Ma al di là di questo, non alto, perché giocatore di tecnica non altissimo, prevalentemente un right winger, quindi lo metti là, diciamo nella zona di Politano. Può giocare trequartista puro, può giocare anche a sinistra, tutto mancino. Ora poi andiamo a vedere pure questo Bertolucci Sport, andiamo a capire bene i suoi giocatori, perché c'è questa curiosità di cui stanno parlando, e poi dobbiamo fare un recap generale, perché dobbiamo capire le uscite che poi permettono a questi giocatori di entrare. Un discorso sugli extracomunitari, non vi preoccupate, se voi lasciate il like tutto si risolve e capiamo tutto. Qua ci porta un valore di 25 milioni, che forse non è poco, diciamo non è poco. Il Benfica dallo Shakhtar lo ha pagato 15,30. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, il valore era intorno ai 20 milioni, lo Shakhtar l'aveva prelevato dall'Ajax per 12 milioni, insomma continua a crescere questo valore. Poi qua ci portano anche una clausola di uscita di 100 milioni, quindi evidentemente però sappiamo che le clausole non sempre poi portano a quel valore lì, si deve andare a trattare. E vediamo i numeri complessivi: su 281 partite 74 sono i gol, 69 gli assist, che insomma non sono tantissimi. Il meglio lo ha dato probabilmente con l'Ajax, e infatti se voi cercate tutti gli highlights di Neres vedete grandissimi spunti con l'Ajax, un po' meno
con il Benfica. Dobbiamo guardarla l'history degli infortuni per completezza, non voglio spaventarmi, però per completezza la stagione scorsa ci dicono che ha saltato un totale di 18 partite, quindi non poche. Non poche. E c'è questo infortunio al menisco che insomma l'ha tenuto fuori per 80 giorni. Però è chiaro, ragazzi, quando si fanno poi queste operazioni tu vai a fare delle visite mediche approfondite e ti togli tutti i dubbi, no? Avevamo qualche dubbio su Spinazzola, insomma lo stesso si farà per Neres. Come vediamo qui, insomma 163 gare a destra, 68 a sinistra, molto meno insomma in queste altre posizioni centrali o più dietro. È uscito dal giro della nazionale brasiliana, bisogna dirlo, però insomma la qualità proprio di calcio, di tecnica, di dribbling, abbiamo visto delle cose negli highlights che onestamente, pur scavando, faccio un esempio insomma a noi caro e vicino, Lindstrom, pure scavando in tutti gli highlights di Lindstrom non vedi quello che è capace di fare Neres. Quindi se si va in porto con questa cosa, io do il benvenuto all'operazione, non faccio le pulci alle probabili cose, poi è chiaro lo devi vedere con Napoli, però è di un livello potenziale superiore, capiamoci, a Lindstrom. E il paragone con quello che abbiamo fatto l'anno scorso è inevitabile farlo, perché adesso vi do anche un'esclusiva proprio azzurro fluido, un amico bellino che mi ha detto che se noi facciamo il paragone con quello che abbiamo fatto l'anno scorso, Lindstrom, e l'abbiamo dato all'Everton il primo proprio ad andarsene così, Cajuste si sta facendo, e allora ci dobbiamo spostare e rispolverare la rosa del Napoli con le liste e tutte le cose, per capire come si deve fare spazio. Ricordiamo che siamo in 18 al momento, già uno lo togliamo perché se il Napoli gli lascia il permesso, vai, cercati una squadra, una cosa un po' strana, però Mario Rui lo cominciamo a togliere perché non si sta nemmeno allenando con i compagni per la Coppa Italia, quindi vuol dire che non rientra proprio, e se non si trova una squadra ce lo dobbiamo immaginare fuori dalle liste. Quindi Mario Rui via uno e siamo 17. Ovviamente quelli indiziati a partire sono Nathan, Juan Jesus, Cajuste, li mettiamo qua, Simeone, che dirà Osimhen. Poi se a Conte non convince Ngong, se a Conte, se Foloruccio c'era un'offerta così, poi ne parleremo, ma adesso dobbiamo andare nel conquibus della stagione che inizia. E quindi per Cajuste sembra veramente fatta, si parla del Brentford e si parla di un'offerta di prestito, insomma lo chiedono in prestito ma con obbligo di riscatto se si verificano le condizioni, e le condizioni sono la salvezza del Brentford, e quindi Cajuste si a casa in Premier League. Quindi se togliamo Cajuste siamo rimasti in 16 e possiamo cominciare a tesserare qualcuno. Immagino che la priorità sia a centrocampo, prima ancora di Neres, capiamoci, perché la questione Neres la sblocca Ngong, e adesso ci spieghiamo bene. Quindi si rimbalzano le notizie. Brescianini è quello che credo io sia più fatto di Gilmour, nel senso che ne parlano in più di loro, dei vari esperti di mercato. Ci hanno spiegato che il Napoli l'ha effettivamente bloccato, superando la concorrenza dell'Atalanta, se non abbiamo capito male, e quindi Brescianini già dovrebbe esserci accordo sia con il giocatore che col Frosinone. Per quanto riguarda Gilmour c'era una distanza tra offerta e richiesta, però anche lì si legge un certo ottimismo. Questo potrebbe significare che via Cajuste ti può entrare Brescianini, se vuoi far entrare anche Gilmour, ecco che si deve fare qualcos'altro. E allora le ipotesi sono Foloruscio, che aveva l'offerta, o Foloruscio lo sposti in avanti e trovi un'offerta per Ngong, o Ngong ti diventa a tutti gli effetti. Non l'abbiamo visto, però altrimenti, perché dobbiamo cominciare a ragionare anche sui ruoli, non si può ragionare solamente sui numeri. Quindi Foloruscio, Ngong e poi tutti i difensori. Quindi per far entrare un centrocampista in più, che secondo me fa comodo a Conte, anche per dare un po' di competizione ad Anghissà. Secondo me Conte ha annusato il pericolo. Non si dice. Hai ragione. Non si può dire annusare il pericolo. Non si può. Ovviamente se va via Osimhen entra Lukaku, e questo non è un problema, lo teniamo già qua. Poi c'è la questione dei difensori, il braccetto, eccetera eccetera. Allora la mia esclusiva sta parlando di Nathan al Parma. Benissimo.
quello che vi dico io mi fido dell'amico Bellino, fonte privatissima, non è che il Parma ha richiesto Nathan, è il Napoli che ha offerto Nathan al Parma. Questo vuol dire due cose. E mi piace tantissimo se il Napoli sta facendo così, perché è proprio quello che avevo richiesto, che avevo auspicato. Nathan si sta facendo tutta la trafila con Conte, quindi cresce anche, impara nuovi metodi, benissimo. Lo mandi in prestito in una squadra che gioca la Serie A, quindi cresce, continui a crederci, non stai bocciando come fondamentalmente hai bocciato Lindstrom e hai bocciato Cajuste. Nathan potrebbe avere ancora un pochino di margini di miglioramento, però con la continuità. E quindi il Napoli offre Nathan. E significa anche un'altra cosa, significa che Juan Jesus non ha mercato, non lo riesci a piazzare, o forse il Napoli ritiene anche che gli fa comodo uno che si fa la panchina senza fiatare, che ti sta lì e lo puoi utilizzare come braccetto sinistro di riserva o come centrale di riserva. Quindi questa è la situazione. Nathan in prestito, però è il Napoli che lo sta offrendo, quindi se l'Empoli effettivamente affonda il colpo è un caso, se il Parma accetta e non sappiamo quanto sia interessato ne è un altro. Ricordiamo che gli intrecci coinvolgono Gaetano, sempre Parma, sempre Cagliari, pare che il Parma sia un po' di distanza di offerte e quindi il Cagliari potrebbe tornare alla carica, e la questione degli attaccanti. Io continuo a credere poco che Conte ritenga Raspadori prima punta di riserva di Lukaku, però se tu piazzi Simeone e Khedira, allora la situazione è su Simeone. Si sta parlando adesso del Genoa, sapete perché? Perché l'Atalanta ha fatto un'offerta ufficiale al Genoa per Retegui per sostituire Scamacca, quindi non si vengono a prendere Simeone ma si vanno a prendere Retegui, quindi Simeone potrebbe accasarsi al Genoa e ti ritrovi con questa situazione qua. Mettiamoli in campo. Poi su Meret teniamo presente, se adesso dopo la smentita della radio ufficiale qualcuno ha rilanciato, no? Il Napoli non è convinto, ancora Kepa, quell'altro che dice che Kepa è peggio di Meret. Si parla di Fiorentina, però la Fiorentina stava cercando di prendere De Gea, quindi attenzione, monitoriamo, come dicono quelli là bravi, monitoriamo tutte le cose, ma per ora partiamo con Meret Capri. Quindi guardate bene. Allora, teniamo presente, facciamo conte, oppure ipotizziamo o auspichiamo che Olivera Braccetto funzioni, altrimenti dobbiamo ritornare a guardare Hermoso, il pur bravo Hermoso, e il Napoli aveva smentito. Olivera Braccetto con Juan Jesus sostituto, Buongiorno Rachmani, Rafa Marin tra i sostituti, in questo caso Di Lorenzo in un ipotetico 11 titolare. Per me diventa di nuovo di fascia, di tutta fascia, con Mazzocchi alle sue spalle, non Mazzocchi titolare. Vi chiedo la cortesia, non Mazzocchi titolare. Tu sai che hai Di Lorenzo eventualmente che può scalare anche tra i difensori, e quindi in questo momento ne hai due che sono fissi tra i difensori, un Di Lorenzo che può andare dietro, un Olivera che può andare avanti. In questo momento consideriamo la fascia sinistra con Spinazzola e Zerbi, a centrocampo Lobotka, Anghissà, Foloruscio, che io immagino sempre un po' a cavallo tra la mediana e il sottopunta. Qua ci aggiungiamo Brescianini e ci aggiungiamo Gilmour, e poi se Raspadori sta qui si libera un posto per un trequartista, e quindi un Ongong può andare benissimo anche a sinistra ad alternarsi con Kvara, significa che Kvara gioca e Ngong è la sua cosa, e qua ci va Neres con Politano. Vedete che si sta strutturando la situazione, c'è un po' più di qualità. Non ci sono delle coppie definitissime, cioè c'è l'uno e poi il secondo, ci sono ancora dei movimenti, uno scala, uno va avanti, che è una cosa che io non amo tantissimo, però bisogna dire che alle volte funziona. Faccio un esempio vicino a noi, l'Inter non si è creata tantissimi problemi con le coppie. Darmian una volta lo scali dietro, una volta lo metti a sinistra, una volta lo metti a destra a tutta fascia. Lo stesso dicasi con Carlos Augusto, può giocare dietro, può giocare avanti, con Di Marco. E quindi vedete, Acerbi lo puoi giocare come braccetto sinistro ma anche come centrale. Insomma, può essere che questo sia
viste anche le difficoltà di fare delle coppie ben definite in un mercato difficile, può essere che sia il compromesso che sta accettando Conte per dire ok, almeno c'ho una base di squadra titolare, e poi, considerando che purtroppo le coppe non ce le abbiamo, se non ci va male niente a livello di infortuni, te le gestisci, le coppie ti servono di meno, ma hai delle soluzioni, non hai le coppie ma hai le soluzioni per smistarli, perché ricordiamo che se Olivera te lo devi giocare in avanti, Buongiorno può fare tranquillamente il braccetto sinistro, Rachmani centrale, e c'hai Di Lorenzo, oppure ti serve Di Lorenzo là, è una partita Rafa Marin la può giocare, e quindi questa è la situazione al momento. Per tutti gli altri recap, cioè tutti i nomi che si sono fatti in questi 2 giorni, che sono tantissimi, ci aggiungiamo che qualcuno sta parlando ancora di Wanderson perché il procuratore è lo stesso di Neres, Bertolucci Sport, e quindi ecco che si fa con un po' di fantasia, di può essere pure che Neres non esiste proprio e quindi stanno parlando di Wanderson, o viceversa, qualcuno aveva immaginato Wanderson ma stavano già parlando di Neres, quindi si sta parlando di questo. Io mi sono creato il problema degli extracomunitari, ma credo con l'uscita di Osimhen, quando ne esce uno, tu ne puoi mettere uno alla volta, però quando ne esce uno ne puoi tesserare 2 in più rispetto a quello che c'hai, quindi esce Osimhen, già lo sostituisci con Lukaku e comunitario, e già dovresti stare tranquillo e potresti fare sia Neres che Wanderson. Diventiamo una squadra molto brasiliana. Il fatto che Nathan esca in prestito secondo me rimane di tua proprietà, quindi questo lo devo ancora studiare, non vi voglio dire cose sbagliate, ci tengo, però la situazione a livello proprio degli 11 si sta delineando. A questo il Napoli può aggiungere solamente cosa? Degli under 22, e tra gli under 22 si è fatto il nome di un difensore uruguaiano, Sebastian Boselli del River Plate, pochissime partite, quindi non lo so, lo puoi prendere e mandare, sono magari operazioni che tu fai in prospettiva, non credo per questa stagione, sembrerebbe il caso di fare un Nathan 2, che questo non è fortissimo, però vediamo un pochino, e ritornerebbe il discorso Dedic per la fascia destra, lì potrebbe essere fatto perché è giovane e quindi non ti occupano nessuno spazio nella lista e puoi prenderlo tranquillo. In chiusura, anche Gilmour non è extracomunitario nonostante il Regno Unito non faccia parte, perché hanno equiparato tutti quelli del Regno Unito ai comunitari, questa è un'altra curiosità. E poi per quanto riguarda il rinnovo di Kvara, che continua a non arrivare, io mi sono fatto un'idea, questo non è una notizia, è un'idea mia. Secondo me il rinnovo di Kvara scatta nel momento in cui tu cedi Osimhen, perché da lì escono i soldi per Lukaku e per Kvara. Mi sembra nella logica delle cose, se Osimhen ne prende più o meno 11 netti e a Lukaku gliene dai 6 e qualcosa, il resto puoi offrirlo a Kvara. E siamo nella logica, e 5 milioni, qualcuno ha detto no, quello sta chiedendo 8, spero che sia una buttata, perché Kvara non può passare da 1,5 a 8 direttamente, è anche una richiesta impossibile, vuol dire che ti stai mettendo a tuzzo per farti vendere subito, e invece il Napoli ha fatto il suo errore a non farlo subito, gradualmente, che poteva far contento anche il ragazzo, però lo stiamo vedendo, si sta divertendo, ha fatto un gol in allenamento, ha fatto l'esultanza alla CR7 che è il suo idolo. Kvara si deve fare un grandissimo anno con Conte, magari un anno di grande continuità, e speriamo, perché uno pochi idoli c'ha, se li vuole anche tenere stretti. Rinunciamo ad Osimhen, ci facciamo piacere Lukaku, ma almeno Kvara un altro anno lasciatemelo in pace. Credo di avervi detto tutto, lasciate un like se vi ho chiarito più o meno i movimenti di mercato del Napoli e tutte le cose belline. Se vi va, commentate la situazione di Neres, perché non so se si fa o se non si fa, però rappresenterebbe quella qualità che noi chiediamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, fate le cose vostre che tra un po' è campo.